6 giorni di eventi tra Casarza Ligure e Bargone, 12 ospiti di caratura nazionale e 160 elaborati di qualità provenienti da tutta Italia. Sono i numeri che raccontano il premio e festival letterario Umberto Fracchia 2025. Partita il 24 giugno e terminata il 29, la quinta edizione chiude con un bilancio positivo, caratterizzato anche da un ottimo riscontro di pubblico. Moltissimi incontri hanno superato le mie aspettative. La settimana è stata bellissima a livello climatico, quasi torrida, quindi ovviamente sfilare la gente dal bagnasciuga non è facile, ma abbiamo avuto più di 1500 presenze. La premiazione delle varie categorie del concorso letterario è avvenuta nel giardino di Casa Fracchia. Il tema di quest'anno era cultura, luogo comune. Nella sezione adulti sono vincitori a pari merito Roberto Colonnelli con il racconto Il caffè delle idee e Luca Battisti con Farfalle arlesiane. Per la sezione giovani il primo classificato è Edoardo Maglio con il racconto Il festival dei plagiatori. Nella sezione biennio licei il primo premio va a Pietro Bernabò con Louder Than Life, mentre vincitrice della sezione triennio è Alba Azzaro con il racconto Il primo piano. Nella sezione scuole secondarie di primo grado il vincitore è Leonardo Ponzano con il racconto L'ascesa digitale. Infine nella sezione cortometraggi il primo premio se lo aggiudica Riccardo Mariani con il corto Orme. Sono rimasta molto sorpresa per la varietà, infatti si è spaziato molto tra i generi, quindi la capacità anche di incastrare elementi narrativi diversi fra loro, temi importanti come il ruolo della cultura nella nostra società, però con anche uno storytelling molto convincente anche per elaborati fatti da persone di giovanissima età. Quest'anno ricorrevano i 100 anni dalla nascita di Fiera Letteraria, rivista culturale creata da Fracchia. La quinta edizione del festival ha celebrato questo anniversario ricreando la rivista che in una fase storica molto concitata riuscì ad attirare grandi personalità della letteratura. In fondo il filo comune è il racconto anche un po' della complessità, c'è un filo comune tra questo 1925 in cui Umberto Fracchia anche lanciava la sua fiera letteraria e questo 2025 che viviamo oggi, no? Che forse è anche un momento critico. Casarza Ligure e Bargone si preparano a celebrare Umberto Fracchia anche nel 2026. In un posto magnifico come questo, nel ricordo di Umberto Fracchia che tra le tante cose ci ha lasciato, oltre a questo giardino stupendo, ci ha lasciato anche tutta la zona del mausoleo dove faremo un sacco di eventi nei prossimi anni.